Amici del futsal, buonasera e ben trovati. Torna la Serie A, 23esima giornata. Un caloroso abbraccio da parte di Matteo Santi. Questa è Roma contro L84 Torino. E dunque si comincia e la Roma a gestire il primo possesso. Non riesce a controllare il capocannoniere del campionato. 24 gol per lui in stagione. Continua anche oltre i 40 anni ad essere una straordinaria macchina da gol. Robocop, e qui allontana dopo la parata di Caike, parente stretta di un corner. Osico ai 12 metri, bella combinazione, gol fantastico dell'L84, schema perfetto su palla da fermo e l'L84 la sblocca allo scadere del terzo minuto di partita col suo capitano Osico. Dentro anche Murilo Schiocchet e qui ha un'altra palla da fermo dell'L84, illuminante palla di Cuzzolino, taglio backdoor di Maxi Rescia che prende le spalle della difesa della Roma, si presenta davanti a Caike e di prima intenzione fa 2-0, due dormite della Roma. Cuzzolino, Osico e Caike è decisivo, ancora una palla da fermo eseguita perfettamente dalla squadra di Paniccia. A un passo dal 3-0 l'L84. Roma che riparte da una rimessa laterale. Ercolessi, Fortino, strozza, buca Pasculli e la Roma accorcia le distanze. Grande uscita dal time out della squadra di Reali che si rifà sotto di mezzo allo svantaggio. Ha segnato ovviamente Robocop, 25 il campionato per lui, 2-1. Il lancio lungo con Ercolessi di testa, arriva Rescia che anticipa Murilo, Osico, Braga dentro per Rescia che si divora il gol del 3-1. Ancora l'essenzialità dell'L84 che riesce a creare palle gol e a concretizzare anche le mezze occasioni che le si presentano. Siamo sempre in diretta dal Pala Olgiata di Roma e la prima frazione è finita, 2-1 in favore dell'L84 Torino. Buona l'imbucata, Fortino attende rimorchio e lo serve, conclusione anche deviata, palo colpito da Anthony Sgro. Osico, spazio, controlla e parte, accelera, angolo, Rescia con la puntata non trova lo specchio della porta. Superata con agio nell'occasione la fase difensiva dell'L84 e quando superi così la prima linea si apre un'autostrada. Ha difettato solo di misura la conclusione di Murilo. Marceligno in mezzo alle linee, Fortino non sbaglia mai e poi mai Rodolfo Fortino, doppietta, ha pareggiato la Roma. Coco bruciato da Dimas, Pasculli, Marceligno si lotta in mezzo al campo, la partita diventa anche abbastanza fisica. Coco sposta addirittura l'arbitro per battere, la palla resta lì, traversa, colpita da Tuli, super chance per l'L84, ancora una volta sugli sviluppi di una palla da fermo, qui la rivediamo. Il secondo tempo fin qui pieno zeppo di episodi, pieno zeppo di occasioni in cui la Roma è riuscita a trovare il gol del pari, si riaffaccia in avanti con Dimas, conclusione pericolosa per Pasculli. Palla recuperata in prima linea, Tuli, Coco, paratone di Caike, poi murato l'L84, ripartenza Roma che non si concretizza e allora si va a Tergicristallo, Tuli passa, Marceligno contro recupera, poi fallo di Coco Wellington, trova Tuli che insiste in faccia ma con un pallone pigro di Eugenio. Murilo dentro da Fortino e stavolta Pasculli è bravissimo, alla fine è calcio d'angolo per la Roma. Lo stanno cercando entrambe con grande insistenza. Cuzzolino solo contro Caike sull'esterno della rete. Eccola un'altra gigante occasione. Blocco di Murilo, palla per Fortino, scucchiaiata per Marceligno che non calcia, va giù. Calcio di rigore per la Roma. Mi è sembrato netto il contatto col piede di Marceligno. Parte Marceligno, sinistro, spiazzato Pasculli. Rimonta completata, sorpasso giallo-rosso, la Roma è avanti, ha segnato Marceligno.
in cui poteva succedere tutto il contrario di tutto. Si aprono gli spazi, Dimas, finta, Dimas! Largo! Che giocata di Antonio Dimas! Battuto ora da Tuli, palla dentro! L'Alma albiceleste! Maxi Rescia, ancora una volta, una palla da fermo, 3 gol così dell'L84, segna Maxi Rescia e siamo 3-3 al Pala Olgiata, nuovamente pari. 23 giornate, 26 gol, tabellino e score irreale quello di Robocop, insomma non è certo una novità, come non è una novità Cuzzolino giù, non c'è fallo di De Eugenio che ha tamponato Cuzzolino, tutto regolare, si gioca, Dimas dall'altra parte del campo, mette dentro, è sempre lui, è sempre Robocop, la Roma di nuovo avanti, la tripletta di Rodolfo Fortino, l'assist di Dimas, le proteste dell'L84, ma sta di fatto che gol della Roma e gol di Fortino, 4-3. Taglio di Cuzzolino, crea un lato forte l'L84, eccola la giocata. Velo, Cuzzo dentro, secondo palo, Caiche di Eugenio, si lotta in mezzo al campo, la porta che resta vuota, Dimas, largo. Cuzzolino, nuovamente dall'argentino, che torna dal suo capitano, Cuzzolino, finta, allarga, extra pass murato, poi Rescia, dentro, allontana Dimas, Osico, Fortino intercetta, calcia Cuzzolino e suona la sirena, vince la Roma, una partita agonica, bella, bellissima,